Un utile in crescita nel 2016 dell'8%, malgrado i mercati turbolenti e le acque non certo tranquille in cui navigano le banche del territorio, e per il 2017 prospettive altrettanto positive al punto da pianificare 40 nuove assunzioni. Rispetto alla devastazione lasciata dalle popolari venete, quelli contenuti nel bilancio della Pordenonese Friuladria sono numeri che sembrano appartenere a un altro pianeta. Siamo in grado di essere quest'anno più solidi, di fare più reddito dell'anno scorso, quest'anno 37 milioni, di distribuire più dividendi e di essere un elemento che produce ricchezza per tutti. Continuiamo a produrre utili e a distribuirli sul territorio. Ricordo solo che negli ultimi 5 anni abbiamo fatto più di 200 milioni di utili e abbiamo distribuito ai soci più di 40 milioni. Io credo che in un momento come questo poter fare la banca sia per il territorio, sia per le famiglie, per le imprese e per i soci sia un grande valore e noi continuiamo a farlo. Elemento fondamentale, dicono i vertici, avere alle spalle un gruppo internazionale come il francese Crédit Agricole. Quindi grandi investimenti finanziari, grandi investimenti in tecnologia, investimenti nelle risorse umane e poi questa conoscenza del mercato, conoscenza del territorio, questo solido radicamento qui, vicinanza alle nostre imprese, questa capacità di parlare un linguaggio contemporaneamente internazionale e locale. 5.000 nuovi mutui, rendimento delle azioni al 3%, soci in aumento, attualmente sono 16.000, un terzo in Veneto, territorio su cui Friuladria punta molto per il futuro. In Veneto vogliamo aumentare la nostra presenza fisica e aumentare le quote di mercato. Perché riteniamo ci siano province dove siamo magari meno presenti che meritano la nostra attenzione.